Buongiorno, è un grande piacere per me partecipare a questa convention delle Camere di Commercio Venete. Rappresento San Marco Group, un'azienda leader nel settore pitture e vernici per l'edilizia. Siamo un'azienda del territorio con un respiro internazionale e molto attenta sulle tematiche della sostenibilità, un tema rilevante per tutte le nostre aziende che è stato ampiamente dibattuto oggi con diverse eccellenze e istituzioni. E in Samaco Group appunto puntiamo sulla sostenibilità in ottica di creazione di valore, nel senso che cerchiamo di nel tempo creare valore per i nostri dipendenti, per i nostri clienti, sia in ambito ambientale, sia in ambito sociale e anche a livello di governance. Cito degli esempi concreti per parlare di fatti. In ambito ambientale abbiamo inserito al posto delle materie prime fossili nei prodotti abbiamo inserito materie prime di origine delle biomasse, quindi degli scarti dell'aspetto agricolo e questo ha migliorato l'impatto ambientale dei prodotti che vendiamo in tutto il mondo. Un altro esempio a livello sociale, stiamo cercando di dare un supporto alle famiglie, ai dipendenti che ovviamente soffrono un momento diciamo, di crisi dell'inflazione. Abbiamo lanciato il bonus bebè che sono 6.000 euro ad ogni figlio, 3.000 euro alla nascita, 2.000 euro il primo anno e 1.000 euro il secondo. Abbiamo raddoppiato il congedo di paternità, c'è un sistema di welfare lanciato circa 10 anni fa che permette ai dipendenti di utilizzare la parte variabile e accedere a una serie di servizi per la famiglia, per la sanità, per l'istruzione, per il tempo libero senza pagare tasse, quindi c'è un aumento del potere contrattuale, piuttosto che altri servizi come le bici elettriche presso i 4 siti produttivi in Italia, il car mobbing per agevolare il tragitto casa-lavoro e le case vacanze che diamo a disposizione gratuitamente ai dipendenti nelle Marche a Venezia. Il terzo elemento, dopo la sostenibilità ambientale e sociale, è la governance che ovviamente permette all'azienda di creare valore nel tempo e questo l'abbiamo fatto oltre a gestire il passaggio nazionale dalla terza alla quarta generazione in modo scientifico e programmato, è stato fatto inserendo 4 consiglieri indipendenti esterni nel nostro consiglio di amministrazione, quindi 4 figure esterne indipendenti nell'azienda e abbiamo inserito Silvano Storer, manager Veneto, abbiamo inserito Sonia Bonfiglioli, imprenditrice della Bonfiglioli SPA, Danny Winteler, italo-americano già presidente e amministratore delegato di Exor e il professor Arnaldo Camuffo della Bocconi e questo team insieme ai membri della famiglia permettono di prendere scelte consapevoli e anche avere un dibattito diciamo sofisticato. Quindi ecco, credo che queste tematiche dove anche la San Marco come tantissime bellissime eccellenze del nostro territorio siano delle tematiche estremamente importanti per la competitività ma anche per la creazione di valore per tutti gli stakeholder.